Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Qui solo visite, assicurava il medico che ha operato Margaret Spada a Roma per una rinoplastica. Dalle indagini spunta una specializzazione del titolare conseguita a Rio de Janeiro. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte della neonata appena data alla luce al Garibaldi di Catania. Il legale della famiglia al TG Sicilia. Vogliamo capire. Lacrime e fango a Torre Archirafi, dove a distanza di 3 giorni dall'alluvione si lavora per liberare case, garage e cantine. Gli abitanti puntano il dito contro la cementificazione del torrente Babbo. Non possiamo più aspettare. A Comiso la protesta del Comitato per la difesa e lo sviluppo dell'aeroporto per avere più collegamenti. Intanto la SAC annuncia dalla Regione 3 milioni di euro per lo scalo. A Modica passato e presente si incontrano nella cavalleria rusticana e 12 anni dopo. All'opera di Mascagni si affianca un innovativo sequel che apre una porta sulla speranza e il perdono. Calcio, Serie C, il Catania vince il derby con il Trapani e dà una spallata alla crisi. Domani scontro salvezza per il Messina che in trasferta sfida l'Altamura. Il caso Margaret, la 22enne di Lentini morta dopo un intervento estetico al naso effettuato in un centro medico di Roma scovato sui social. Le indagini della magistratura e si scopre che il medico assicurava qui solo visite. Angelo Gaiano. In questo studio si svolgeranno solo visite preoperatorie e controlli post-intervento. È nel 2009 quando, in un'autocertificazione inviata all'ASL e al Comune di Roma, uno dei titolari dello studio medico assicurava che lì non si sarebbero fatti interventi. Ma proprio in quello studio, come appurato da indagini amministrative, fu sottoposta il 4 novembre scorso ad un intervento Margaret Spada, 22 anni di Lentini. Lì iniziò a sentirsi male, come testimonierebbe un video girato dal fidanzato, per poi morire in ospedale. Dalle indagini emerge che, nell'autocertificazione, il titolare forniva tutti i suoi titoli accademici, oltre alla laurea in medicina a Padova e l'abilitazione a Verona, anche una specializzazione in chirurgia plastica conseguita all'Università Cattolica di Rio de Janeiro in Brasile, dettaglio questo aggiunto a penna. Il figlio invece si è laureato in Romania. Nel mare di carte che stanno emergendo dalle verifiche disposte anche dalla Regione Lazio, viene fuori la storia travagliata dello studio che pure aveva tanti pazienti grazie anche ai social. Nel 2008 è stato oggetto di un provvedimento di chiusura perché sprovvisto di autorizzazione. Ieri l'autopsia, durata 4 ore, che aveva evidenziato che la morte di Margaret era avvenuta in un quadro generale compromesso, culminato con l'arresto cardiocircolatorio, un decesso arrivato il 7 novembre dopo 3 giorni di agonia. Ora gli esami tossicologici e istologici aiuteranno a capire cosa sia stato somministrato alla ragazza prima e dopo il malore, mentre le analisi degli organi punteranno a chiarire l'esistenza di patologie cardiache e a verificare eventuali intolleranze alle sostanze utilizzate per l'anestesia. Intanto Lentini, la città del siracusano di Margaret, si prepara all'addio. I funerali sono stati fissati per lunedì alle 11 nell'ex cattedrale. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. E si attende la nomina del medico legale per effettuare l'autopsia sul corpo della neonata morta giovedì, subito dopo il parto all'ospedale Garibaldi Nesima. Migliorano le condizioni della madre che è ricoverata in terapia intensiva. Il legale, vogliamo capire. Orazio Longo. Si terrà la prossima settimana l'autopsia sul corpo della neonata morta giovedì all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione della cartella clinica e al sequestro della salma e molto probabilmente si eseguirà una integrazione della denuncia già presentata appena la mamma della bambina uscirà dalla terapia intensiva. Stiamo cercando di acquisire tutta la documentazione relativa a questo nefasto evento. Naturalmente dobbiamo aspettare quelli che sono i tempi per l'affidamento per il medico legale per effettuare naturalmente i rilievi autoptici e stiamo nominando anche un medico di parte. Secondo la legale bisognerà anche capire perché il personale medico abbia atteso per il parto naturale quando, visto il passare del tempo, si poteva forse pensare a una soluzione alternativa. La piccola è deceduta nel reparto di ostetricia e ginecologia al momento della nascita, avvenuta naturalmente al completamento delle 40 settimane di gestazione. Sarebbe apparsa ipotonica e asfittica e sarebbe stata subito trasferita nella culla termica, dove però è morta. Ai primi controlli non sarebbero emerse anomalie né sul feto né sulle condizioni fisiche della partoriente.
Tutto da capire quindi il motivo della prematura e improvvisa tragica scomparsa dopo un travaglio durato 24 ore, sotto shock i familiari che chiedono giustizia. Lacrime e fango, siamo tornati a Torre Archirafi, dove a distanza di 3 giorni dall'alluvione si lavora per liberare case, garage e cantinati. Tonino De Mana. Si abbracciano e si fanno coraggio a vicenda, scarpe e mani sporche di fango che dopo 3 giorni ricopre ogni cosa. L'alluvione tra Giarre e Riposto ha colpito duro ancora una volta in un territorio bello, fragile e reso vulnerabile dalla cementificazione selvaggia. Case e villette costruite attorno ai torrenti come in via Carmelo D'Urso a Torre Archirafi. Qui la forza dell'acqua ha distrutto tutto, ha abbattuto muri, trascinato auto, invaso cantinati fino a raggiungere i 2 metri d'altezza. Si ripete sempre qua, no? Non c'è possibilità di rimediare. Ma voi siete al corrente di abitare a ridosso di un torrente? Qua, queste case qua neanche lo dovevano fare, con il torrente che abbiamo vicino. Disperati totali, disperati. Quando piove non si dorme, non si vive più. Sicuramente la cementificazione. No, non è normale cementificare i torrenti, tutta questa invasione non è normale. Oltre il catastrofico non credo che si possa definire. E poi ovviamente lo sforzo fisico passa un po' in secondo piano quando si vedono determinati affetti dentro casa. Si cerca di recuperare quel che si può, si va avanti e indietro e dopo l'acqua si rimuovono fango, detriti e macerie perché la bomba d'acqua ha sventrato ogni cosa. E lavorano sotto lo sguardo di tanti curiosi anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che prima di rimuovere le macchine finite in mare setacciano il fondale. Un cenno ed un urlo rompono il silenzio. Attenzione, qui c'è un'altra macchina. A questo punto la terza, finita nelle acque dello Ionio. Verde la speranza di curarlo. Residenti da anni invocano interventi di potatura al largo Bordighera, dove gli alberi raggiungono i piani delle case. Segnalati pericoli anche su Viale Fleming e sulla circonvallazione. Vediamo. Raggiungono i piani alti delle case, invadono i marciapiedi, coprono persino le lampade dell'illuminazione pubblica. Largo Bordighera è il classico esempio che la cura del verde a Catania fa acqua da tutte le parti e poco importa se a lamentarsi siano decine e decine di cittadini. Tanto gli interventi di manutenzione sono rari e si fanno attendere da anni, come riferisce questo residente che, esasperato, si è rivolto alla nostra redazione. In questa piazza l'ultima potatura è stata fatta nel 2020. Non riesco mai a parlare con quella che è la Gema, la Multiservizi, a tutte queste società che si occupano di questo. Avete visto il palo della luce dentro gli alberi. Quale senso ha sprecare questa luce? Tanti messaggi alla linea di WhatsApp al numero 342 74 55005. Un nostro telespettatore ha denunciato la presenza di un grosso albero spontaneo nel sottopasso di Viale Fleming ed è rammaricato l'autore della segnalazione che si rivolge al sindaco trantino, il quale durante un focus ospite di Michele Cucuzza aveva detto che l'arbusto era stato rimosso. L'albero è invece vivo e vegeto, ha scritto il signor Antonio. Le hanno dato info sbagliate, a meno che, in Calzeronico, l'albero è stato rimosso e qualche incivile di notte lo ha rimesso lì. Ed è lì, purtroppo e pericolosamente, una palma piantata nello spartitraffico, le cui foglie invadono la circonvolazione, rappresentando, specie al buio, un serio pericolo principalmente per chi utilizza i mezzi a 2 ruote. L'SOS arriva dal Viale Odorico da Pordenone. In questo caso basta poco per evitare guai peggiori. A Messina oggi è arrivato l'onorevole Alessandro Battilocchio, presidente della commissione d'inchiesta parlamentare sul degrado delle città. Ha visitato le zone delle baraccopoli e ha detto: puntiamo ad esportare il modello Messina. Francesco Triolo. Messina diventa un modello sul fronte del risanamento e questo è il senso della visita del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio, nelle zone delle baraccopoli di Messina. Battilocchio ha visitato alcune delle aree interessate dal risanamento, già liberate dalle baracche, e la via Rosso da Messina, dove ancora sorgono numerose casette, all'interno di alcune delle quali ci sono addirittura i pali della luce, in una c'è persino una cabina elettrica. Qui siamo in una periferia molto particolare perché non necessariamente le periferie, diciamo da un punto di vista geografico, sono posti lontani dal centro. Qui siamo, mi sembra evidente, in una periferia sociale.
Un modello, quello messinese, che Battilocchi ha sottolineato potrà essere esportato. Va approfondito questo modello che su Messina si sta portando avanti, perché potrebbe essere replicato anche in altre aree d'Italia che condividono problematiche e criticità. Ad accompagnarlo prima nelle baracche e poi all'incontro in prefettura la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano. Eravamo ambiziosi allora quando abbiamo proposto la legge sul risanamento, nessuno ci credeva, e siamo ambiziosi oggi perché riteniamo che il lavoro fatto abbia costituito un modello, il modello Risanamento Messina, che non è soltanto un modello di risanamento abitativo ma anche culturale e sociale. Quella dell'onorevole Battilocchio è solo una prima visita. Nei primi mesi del 2025 a Messina arriverà tutta la commissione d'inchiesta per un sopralluogo anche su altre aree. La Regione stanzia 3 milioni di euro per l'aeroporto di Comiso, ma questa mattina davanti allo scalo Ibleo è andata in scena la protesta del Comitato per la Difesa e lo Sviluppo. Non possiamo più aspettare, dicono i manifestanti. Veronica Barbarino. C'è chi festeggia il 1 milione di passeggeri raggiunto quest'anno e chi protesta. È il paradosso degli aeroporti minori in Sicilia. Trapani gioisce mentre Comiso lamenta il ridotto numero di voli e un aeroporto deserto, malgrado la Regione abbia stanziato 3 milioni di euro per lo sviluppo dello stesso, oltre al progetto Cargo. Scoppia quindi la protesta del Comitato per la Difesa e lo Sviluppo dell'aeroporto di Comiso per ribadire la necessità di poter contare su una struttura con più collegamenti. Uniti per chiedere voli e servizi per il nostro territorio. Non possiamo più aspettare, recita lo slogan scelto per invitare quanto a più gente possibile, associazioni e partiti politici alla manifestazione. Noi vogliamo voli e passeggeri, vogliamo che questo aeroporto abbia una propria autonomia. Siamo qui per testimoniare ancora una volta che questo è un aeroporto assolutamente abbandonato, non può essere tenuto chiuso, non può essere bloccato da una società di gestione che matrigna rispetto all'aeroporto di Comiso. Non tutti i sindaci Blei erano presenti, in quanto sulle prospettive, le oggettive difficoltà, ma anche sui progetti futuri ed imminenti, i rappresentanti della provincia di Ragusa incontreranno i vertici di SAC, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, e i suoi direttori commerciali giorno 27 novembre. È volontà creare un tavolo tecnico permanente a cadenza costante affinché il diritto alla mobilità dei residenti del sud e del sud-est dell'isola possa essere in buona parte soddisfatto. Sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, passato e presente si incontrano nella cavalleria rusticana e 12 anni dopo. All'opera di Pietro Mascagni, che racconta una storia d'amore e di gelosia scritta da Giovanni Verga, si affianca un innovativo sequel che apre una porta sulla speranza e il perdono. Veronica Barbarino. Siamo a Vizzini ed è il giorno di Pasqua di 12 anni dopo la tragica vicenda di Cavalleria Rusticana. Ci sono Gna Lucia e Santuzza, la mamma e l'amata di Turiddu. C'è il figlio Turidduzzo, un ragazzino inquieto e sofferente denigrato dai suoi coetanei. Ci sono anche Lola e compare Alfio, appena uscito di prigione. Sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, passato e presente si incontrano nella Cavalleria Rusticana e 12 anni dopo. Un progetto inedito che vede la storica opera di Pietro Mascagni ispirata dalla novella di Giovanni Verga, affiancata da un innovativo sequel, frutto della collaborazione con il Teatro Goldoni di Livorno. A consacrare la nuova opera, che si ispira all'omonimo dramma popolare di Giovanni Grasso del 1917, Uia Farinelli Mascagni, pronipote del maestro Mascagni. Operazione nuova, questo per non fare sempre Mascagni con Pagliacci e un cavallo, diciamo sempre tradizione. Oggi io penso da lassù sarà felice di vedere che un altro giovane maestro si cimenta e sfida la grande tradizione. Una narrazione intensa che apre una porta sulla speranza e il perdono. Non è mancato poi un momento dedicato al ricordo dell'artista e dell'uomo che Mascagni è stato. Fidava i tempi e andava contro le regole troppo rigide. È stato un uomo sempre molto affettuoso, molto affettivo anche con le orchestre, era un carattere aperto, gioviale, molto scherzoso, ironico, stando spesso lontano in tournée, perché lui è stato anche un direttore d'orchestra, era spesso fuori e si sentiva anche un po' in colpa con questi figli, quando tornava li viziava. E mia nonna mi raccontava che è stato un padre poco presente ma di qualità. E adesso una pausa, tra poco il calcio.
Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania vince 2-1 con il Trapani e interrompe la striscia negativa, decisivi Castellini e Inglese, Granata incisivi solo nella parte iniziale della ripresa. Marco Carli. Era un derby ad alta tensione e la tensione questa volta fa bene al Catania. Succede quando riesce ad aggiungere il coraggio. Toscano, privo di 6 elementi, schiera una squadra d'attacco con 2 punti e un trequartista. Il risultato è il dominio della seconda parte del primo tempo che culmina a pochi istanti dall'intervallo nel gol di Castellini che sorprende Seculin con un pallonetto vincente. I rossazzurri avevano sfiorato la rete in altre occasioni con Stoppa che trova sulla sua strada il portiere del Trapani. La sfida si ripete poco dopo la mezz'ora e la vince ancora l'estremo difensore Granata. Quando poi Raimo spreca un passo dalla porta, sembrano concretizzarsi i fantasmi della partita col Messina, ma ci pensa Castellini a scacciarli. Questi giorni ragazzi ho visto negli occhi la voglia di ritornare a vincere, regalare ai nostri tifosi questa vittoria e questo derby. Potevamo chiuderla con il rigore e soffrire di meno, però devo fare i complimenti ai ragazzi che veramente hanno gli attributi, perché venire da un periodo del genere e rispondere così devi avere gli attributi, questi ragazzi ce l'hanno. Il Trapani rientra col piglio giusto ad inizio riprese e trova il pari con Celiento. Il Catania potrebbe subire il momento, ma la spinta Granata dopo l'1-1 si affievolisce. Ci abbiamo provato, abbiamo avuto diverse occasioni e non siamo stati cinici e fortunati a sfruttarle per cercare di trovare il pareggio che a mio avviso credo che sarebbe stato il risultato più giusto. Il Catania riprende a costruire, il trequartista che lavora negli spazi aiuta, soprattutto se si chiama Stoppa, che innesca così Inglese per il 2-1 e la 6ª marcatura stagionale dell'attaccante. Poi è sempre Stoppa a procurarsi il rigore che Castellini calcia alle stelle dopo essere scivolato. Poteva essere il colpo del KO, ma il Trapani non riesce comunque ad approfittare dell'errore del capitano etneo. Il Catania interrompe la serie nera e guarda con più fiducia al futuro. Il Trapani ha raccolto 4 punti nelle ultime 5, troppo poco per una squadra con ambizioni. E a Catania 3 tifosi incensurati della Curva Sud sono stati denunciati dalla polizia per una rissa che ha coinvolto decine di persone ieri allo stadio Massimino nei minuti finali della partita Catania-Trapani. Alla base degli scontri ci sarebbero stati futili motivi, determinando comunque un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, dal momento che la Curva Sud ospitava ieri circa 5.000 persone tra famiglie e bambini. Ai 2 tifosi sono stati notificati i DASPO per 2 anni. Messina domani in campo al San Nicola di Bari per il primo di una serie di scontri diretti per la salvezza. Modica recupera Salvo e Petrucci, ma non avrà a disposizione lo squalificato Frisenna. Francesco Triolo. Il Messina si prepara a viaggiare alla Volta di Bari, dove domani affronterà il team Altamura in una di quelle sfide da catalogare come scontro salvezza. Stanno meglio i pugliesi, lo dice la classifica, lo dice il momento delle 2 squadre. Quella di Di Donato è reduce dal pareggio in Torre del Greco e vanta 5 risultati utili consecutivi, anche se arriva da 3 pareggi consecutivi. Dopo l'inizio difficoltoso in campionato, dopo aver perso le prime 4 gare stagionali, i pugliesi adesso hanno risalito la china. Nelle ultime 10 giornate hanno subito soltanto 2 KO e hanno 3 punti in più dei peloritani. A trascinarli Vito Leonetti, ex della partita, autore sin qui di 8 gol e assegno in 4 delle ultime 5 partite contro Latina, Casertana, Potenza e Turris. Per il Messina è il primo di 4 scontri diretti, infatti nelle ultime 5 partite che restano del girone d'andata i biancoscudati successivamente affronteranno Turris, Foggia e Juventus Next Gen, tutte squadre che lottano per la salvezza. Intanto però c'è da pensare alla gara di domani pomeriggio sul neutro del San Nicola. Il tecnico Giacomo Modica recupera in difesa Salvo dopo la squalifica e spera di recuperare anche Anatriello, rimasto in panchina nell'ultima gara contro il Giuliano, e in mezzo potrebbe tornare dopo 6 giornate di assenza Petrucci, anche se il condizionale è d'obbligo, considerati i postumi della pulbalgia che lo ha tenuto fermo per quasi un mese. Il rientro del centrocampista è fondamentale perché mancherà per squalifica Frisenna. Serve, a prescindere da tutto, una prestazione di carattere se si vorrà risalire la classifica. Sosta di campionato per il Palermo, rosanero che torneranno in campo domenica 24 novembre al Barbera contro la Sampdoria. Sentiamo.
La sosta darà una nuova identità al Palermo, un interrogativo che i tifosi sperano possa diventare invece una risposta. I rosanero deludenti fino adesso lavorano in quel di Torretta in vista della ripresa del campionato. Palermo atteso dalla sfida del 24 novembre al Barbera contro la Sampdoria, una gara che diventa spartiacque. Il Palermo ha assoluta necessità di vincere per rimettersi in carreggiata dopo un trend decisamente altalenante. Dionisi dovrebbe confermare il modulo, ovvero il 4-3-3, ma potrebbero esserci novità sugli uomini, con Brunori voglioso di tornare titolare. Proprio l'attacco rappresenta una delle emergenze in casa rosanero, con il Ramadan di gol legato alla scarsa vena sotto porta di attaccanti ed esterni offensivi. Il Palermo è infatti la quarta peggiore formazione della Serie B per percentuale di gol messi a segno in base ai tiri tentati. In pratica i rosanero hanno raccolto fino a questo momento solamente il 5,3% di gol rispetto a tutte le volte che ci hanno provato. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.